Bentrovati. Il presidente Napolitano in tutti questi anni ha controfirmato senza batter ciglio tutte le leggi ad personam che sfornava il governo Berlusconi e la sua maggioranza. E poi altre come la cosiddetta ex Cirielli che condanna pene incredibili ai recidivi anche se condannati per reati poco pericolosi socialmente, mentre dimezza le prescrizioni per i potenti, come pure leggi come la Bossi-Fini oppure il pacchetto sicurezza di Maroni, quello che ha istituito il reato di clandestinità. O come la famigerata legge Fini-Giovanardi sulle tossicodipendenze, quella che ha paragonato le droghe leggere a quelle pesanti ed ha introdotto il limite quantitativo per l'uso personale e lo spaccio, con il risultato di spedire in carcere migliaia di tossici perché trovati in possesso di pochi grammi di marijuana o perché coltivavano qualche piantina magari sul terrazzo di casa. Legge che ha riempito le carceri di poveri cristi. Secondo il Ministero della Giustizia, il 30 giugno scorso i detenuti per la violazione delle norme sulla droga erano circa 26.000, su un totale di 67.000 carcerati sono più di un terzo. Mentre Giovanni Tamburrano, direttore delle carceri italiane, dice una cosa che ha dell'incredibile: i colletti bianchi, i detenuti nelle nostre carceri sono meno di 1.000, sì, avete sentito bene, meno di 1.000, eppure ogni santo giorno leggiamo e sentiamo nei TG episodi di corruzione, malversazione e ruberia da parte di banchieri, di politici di tutti i colori, di alti funzionari di Stato, di personaggi dell'alta finanza, del mondo imprenditoriale, insomma reati dei cosiddetti colletti bianchi. È quindi chiaro che questi numeri ci dicono che la legge non è uguale per tutti. Il povero Cristo che ruba la classica mela al supermercato viene condannato e sbattuto in galera senza se e senza ma, mentre coloro che fanno parte delle caste privilegiate e rubano, malversano, corrompono grazie a stuoli di bravi avvocati ben pagati e da leggi fatte apposta per rendere impuniti i loro reati tipici della razza padrona, se la cavano con la prescrizione o con assoluzione per insufficienza di prove. In questa situazione il Presidente della Repubblica, dopo aver tranquillamente controfirmato le leggi che vi ho poco fa illustrato, si sveglia e si accorge che le nostre carceri sono invivibili e chiede che il Parlamento adotti con urgenza un'amnistia ed un indulto. Certo, l'Europa ci condannerà entro maggio del prossimo anno se l'Italia non renderà più civile il nostro sistema carcerario, ma un Presidente della Repubblica che è entrato 60 anni fa in Parlamento e non è mai uscito, immagino sia da decenni a conoscenza delle condizioni disumane delle nostre carceri e proprio ora chiede con urgenza un'amnistia e un indulto. A me pare una nota stonata, un richiamo che fa pensare male. È del tutto evidente per chi non ha il prosciutto sugli occhi vedere che tutta questa fretta non è dettata dai provvedimenti che potrebbe prendere l'Unione Europea, ma per salvare chi per la prima volta ha subito una condanna definitiva dopo varie prescrizioni, amnistie e leggi ad personam. Si sto parlando di lui, proprio di Berlusconi. La fretta imposta da Napolitano è sospetta ed è poi molto sospetto l'entusiasmo che la notizia ha provocato tra le file del PDL. Ad esempio, Brunetta dice di metterla in testa ai lavori delle aule. Schifani chiede un impegno totale da parte di tutti, mentre Matteoli dice che bisogna fare il prima possibile. Insomma, il PDL ha una fretta del diavolo che si faccia questa amnistia e indulto. Chiediamocelo perché. Sono, non dobbiamo dimenticarlo, quegli stessi politici che hanno votato le leggi che hanno riempite le carceri di poveracci. E ora una chicca. Il maggiordomo capo Alfano, quando era ministro della giustizia del governo Berlusconi nel 2009, fece questa dichiarazione: le nostre carceri sono sovrappollate, abbiamo 65.000 detenuti contro una capienza di 60.000 posti. Chissà, forse qualcuno gli aveva dato dei numeri sbagliati, ma il governo, perché sono molti di meno, ma il governo sta pensando di creare nuovi 20.000 posti con gli stessi metodi usati dal premier Silvio Berlusconi per ricostruire vere e proprie città in Abruzzo dopo il terremoto dello scorso aprile, all'Aquila naturalmente. In tal modo arrecheremo un gran sollievo ai detenuti che non devono solo espiare la pena, ma essere anche educati per tornare in società. Lo strumento dell'amnistia, sempre Alfano, lo strumento dell'amnistia o dell'indulto è inutile perché dopo 2 anni il problema torna a riproporsi negli stessi termini. Domanda: cos'è cambiato in questi 4 anni per far cambiare così radicalmente idea al maggiordomo capo del PDL Alfano sull'amnistia e l'indulto? Io la risposta ce l'ho naturalmente. È
credo ce l'abbiano anche coloro che hanno gli occhi ben spalancati. Questa voglia matta di amnistia e di indulto dei Berlusconi deriva dal fatto che vorrebbero salvare il Caimano dalla condanna per frode fiscale, dagli altri processi in corso e anche quelli in divenire che lo stanno aspettando, visto che, per dirla con i giudici, è un soggetto che dimostra una naturale capacità a delinquere. Ci vediamo giovedì prossimo.